Questa vaina è fatta con s'aggiudu dessa regione autonoma de Sardigna, in prentas 2024-2025, lei dessa regione 22 de su 2018. Bene agattadas e bene agattausu, anattovi un de bagabogi. Se usu lompias e lompiusu, a sa capo de queste stagioni de tresi in casa di accompaggiau po 24 attoviusu. Oi singoleusu in orgosolo, coru ca batti de sa bravagia, ca dei 11 a su 14 de Capodanni adi accattau sa prima edizione de s'Orgosolo Film Festival. Cinema po denunziai, guerrai e resisti. Criau e dirigiu de su regista Paolo Carboni e concordau de s'assozio RTS, Radio Televisione Sarda. Un festival ca di bofiu fai de su cinema un allistru, po pensai e po fueddai e cadi che raccullau temas universalis, commenti direttus umanus, ambienti e traballu e marginazioni e identità dei logos. Per 4 giornadas d'imprias sa bidda s'esti mudada in uno schermo mannu a sotto de su cielo, concordando proiezioni, ciacciarradas, concertus e passilladas e visitas ai murales famosi che ad esempio contano si storia dessa comunità de Orgosolo. Questo festival non è fetti un atto più culturale, ma finzasa una paga po torrai a mentai che Orgosolo esti sempre il luogo de referu possa resistenza e possa denunzia sociale, spracendo identità forti e bertera pruso e largo dei laccanas de Sisula. L'assozio Radio Televisione Sarda la sarà sui canali 79 dei siti digitali terrestri e arriva a Orgosolo. Arriva a Orgosolo poi un festival del cinema chi vuole raccontare questa contestazione, questa protesta e questo impegno sociale di questa gente. Questo strumento del suo cinema. Questo festival si è accappiato su comune di Orgosolo che si dona ospitalitari e si permette di fare una bella edizione sta prima e considerate di fare meratras in suoi genitori. Per me è un piacere immane fare parte di questa squadra, tento su compito di presentare su festival, di presentare cortometraggi, lungometraggi, che sono stati presentati in questa 3 giorni. Tocca da noi che fare un festival in una vita come Orgosolo è una cosa di importo. Poi Orgosolo si spesso in sa stampa, in giornali, è sia come una vita in anni passati difficili, no? Che attento un passato strumentale. Fai cosa aici attività culturali potessi un aiuto per questa vita per bessire di una narrazione leggia che ha detto in suo tempo passato. Per quanto per tocca da pellicole che ha pubblicato, depunai che i traballi sono meda interessanti, poi contano de lotta, de protesta sociali, denuncia. Su tema del suo festival è stato declinato in maniera differente di tutti i registi che hanno lavorato. Teniamo su film che contano della lotta contro la tecnologia,
chi conta problemi come omosessualità in questa società nostra, oppure contanta del tema dell'aborto, e più che tutto beniti di tutto il mondo. E questo è un valore in più che tiene di questo festival, poi aiuta a bere i accessi a fuori da Sardegna e dall'Italia pure. L'importanza di questo festival è la prima volta in Orgosolo e sia una manifestazione di questo tipo. È importante, però richiamata sicuramente Prattobello. Vedo che propone dei lungometraggi e cortometraggi di protesta, di resistenza, di problematica sia nate los populos in suo mondo. E quindi credo che Orgosolo sia la sede più importante per il cui rappresenta la Sardegna non solo. E dunque credo che questo tipo di film possano richiamare non solo la gente, quindi sono appassionato di cinema, ma per i registi da tutte le parti del mondo, insomma, è questo importante. Al di là del suo premio che abbia in Venezia sul 61, si sta importante però ha manteso viva l'attenzione sia a livello sardo sia a livello nazionale e internazionale, e poi su atto si sta da per la cittadinanza a seguire a rafforzare questo collegamento tra Dessetta e Zavida, e infatti per i sospezzini minori lì è Dessetta e non se ne su film. E quindi credo che ha pallassato un semmene importante in questa vita. E quindi questa manifestazione è in un certo senso riprendendo su Iada semenau isso e sperando che su semene mature insomma e sia da proficuo promedas operatore del suo settore cinematografico, insomma, ecco. In questo momento sicuramente vada una tematica importante che è la transizione energetica. Quindi in questo momento, a parte già su chi ha dato rilevanza di stampa a livello sardo, sta importante a tornare a piare e rilanciare questa problematica attraverso uno pauso che si sta già proposto ieri sera, ma magari intervistando a prosperisi intellettuales, políticos, eccetera. A los venir a noi, a los intervistare su questo argomento, però a los scovare da esse solito politichese. Neriam veramente in fare questa Sardegna questa gente. Cioè, è troppo comodo restare in palas adesso politicamente corretto. Ebbene, allegare, creare a questa gente, sul popolo sardo, che realmente intendono per transizione energetica. Si favorire la speculazione di questo settore si venini dai summari aumentate le volte, per schipiare tutte e non lasciare a noi sarga, o se realmente era una Sardegna differente. Sul finale finalmente si arriva in porto Salese e Prattobello, a credo che sia l'unica arma in questo momento per difendere la Sardegna, e per questa pronuncia positiva aumentata la volta della Corte Costituzionale. Il re onnosa da Sardegna sul diritto in base all'articolo 3 del statuto di decidere e tende a realmente affrontare questa transizione energetica. E siamo tutto un concordo, spero, a rifiutare questa invasione da parte di questo personaggio si viene da ora, e veramente si costruisce una transizione che sia
rispettosa dell'ambiente, rispettosa della gente e rispettosa di tutto, insomma, insieme del suo popolo sardo, insomma, ecco. Io sono Teresa Podda, sono di Orgosolo e sono contenta di partecipare a questa rassegna, per questa prima rassegna cinematografica Isiade in Bidda. Mi pare una bella opportunità, insomma, sia a livello umano ma anche a livello di visibilità di questa cosa asiata. Sono stata contattata per provare lo stravallo si servini per premiare i gente che partecipa a questa edizione. Quindi mi si sta proposto di dare all'Iosa i rappresentanti d'Orgosolo in modo i gente che poi dai Bidda, esattamente appunto all'Iosa di particolare della vita nostra. Quindi abbiamo separato il domine, il pastore di Poggi va da entrare in Bidda, però invece di dare un'aperta, ho pensato di dare una ceramica che rappresenta appunto il pastore del mio, però vintrasa una emmina, insomma, è sempre comunque una figura caratteristica del murale nostro. In Argosolo in pratica, oltre a sul murale, non è identitario, non è riconoscibile, però la emmina per esempio ha un ruolo importante, quindi mi sta agradando alla fiancare sul pastore di riposo mentre sono emmina. E se in Orgosolo si sta in l'una del Francesco del Casino e pro anno abbiamo collaborato pari in Chinisso, mentre ho altre persone, mi sono occupata del murale. Naturalmente il stile, comunque il stile, sul modo di esprimere mentre è comunque legato fondamentalmente a questa figura del Francesco del Casino, sul modo del suo. Del Casino, insomma, si sta per noi un mastro, sia a livello artistico ma anche a livello umano. E quindi noi siamo io rappresento questo prima si viene dato a questa gente e hanno partecipato a questa rassegna cinematografica, non è proprio dettasa, noi quasi una discendenza del traballo del Casino. Due trabalhos che arrivano da tutto il mondo e da Sardegna ne arrivano a noi. Punti di video in tre categorie, punti lungometraggi, cortometraggi e produttori su questa televisione o su web. Sono Antonio Conzu, orgoleso, ho parte degli staff della prima edizione del Orgosolo Film Festival e ho fatto onore di intrasedere e presentare in anteprima il primo documentario mio come regista, Cova di Sardegna, un documentario di impegno sociale e sul tema ovviamente del festival, bene accolto, però ha proprio una bellissima accoglienza. Questa prima edizione, speriamo non sia l'unica edizione, però è importante in vedere di genere, vedere minore, cioè metà nostra, va da un risveglio culturale o un proseguimento di un'istasa, sul periodo si impinna, se edade si impinna, sono legati ovviamente per noi a Prato Bello e alle grandi manifestazioni. È importante appunto la cultura torre di questo luogo e pensa da portare avanti dalle generazioni future. La Sardegna sta rischiando un futuro un po' preoccupante. Attualmente un risultato, non abbiamo delle inchieste che ha fatto, l'ultima inchiesta, tutti i intervistati hanno notare a cultura, tradizione, terreno, sono abbandonati proprio letteralmente. Questo trittico di abbandono è collegato tra isso, non possiamo pensare il traballo e l'economia sia separata dalla cultura o sia separata dal territorio e dal paesaggio e sono andando appunto a un abbandono. E il rischio è che in un futuro noi non siamo più portatori di questa caratteristica nostra. I sono endemismi, i sono appunto tradizioni, i sono una certa cultura e comunque pervade, come alle grandi sardo, ma è normale per noi, non è una novità. In Bidda siamo a cansare questa tradizione delle grandi sardo, e poi tradizione non è una cosa talmente normale per noi, è talmente quotidiana e in effetti non viene di particolarmente complicato. È una cosa che però in mezzo alla vita è mancante e questo primo sinzale e sul futuro non è veramente positivo, ma speriamo sempre in un futuro prossimo la gente si abbizza della necessità di ritrovare
ed è tornare in pala se andiamo a su questi stau, a su ene di su questi stau. Passavo questi stau, basicamente in orgoglio, questi stau, medar volta, un passaggio complicato, difficile, prometta problemi, prometta situazioni, ma questo non vuole negare che il futuro non può essere roseo. Il suo film ha poi realizzato qua va di Sardegna, ho fatto un viaggio di un anno in tutto il territorio sardo, a volte noi siamo abituati a passare a Sardegna, 20 anni sardo, siamo abituati a passare a Sardegna, aumenta una terra di bellezza, è l'este, è una terra di bellezza estetica, è una terra di cultura, aumenta un monorande di tradizioni. Poi però, giras a Zangulu e vies a fianco di questa bella paesaggio di spiaggia, o monte o su vada, insomma, di bello, imparare di più e vada impresas ovviamente non endemicas e non pensate per essere nate per los sardos, ma multinazionales, impiantos eólicos e fotovoltaicos attos per la speculazione, mera speculazione, guastano sul paesaggio ovviamente, creano un'ignoranza collettiva, lasciano la gente in questa speranza di travallo e poi non ad essere mai realizzata. E questa cosa è un collegamento tra su nord, su sud, su centro, non va differenza tra le varie zone, però a fianco di questa pelosa va da strutture industriali, questa pelosa è un'unicità, una perla rara nella monnuisi, poi però a fianco va da questa struttura, sono strutture si diguastano vinte a livello di emozione, a livello di sensazione, di danno, e questo è il risultato appunto dell'inchiesta mia, e quindi questo film ha di ontare, in un travallo di un anno molto grande, ha di ontare tutta questa difficoltà, queste peculiarità. Io però tutto si lega da su cibo, quindi a sui temandiare, non siamo più capaci di produrre ed è un summire noi tutto. Siamo obbligati ad andare al supermercato, non vanno da male, però questo crea un distacco da questa terra, crea un distacco da su istuo e da su isi è buono e sano e di poter andare da innanzi. Marino è sì, un progetto che ha provato impari con Marino. Dopo un anno dobbiamo fare un video, impari per un festival. Marino nasce come ha uscito da questo festival di questa categoria Zulai. Zulai è unico, inimitabile. Se che potevo fare in nostro è fai bere a questa gente la realtà che si vivendi. Sul documentario conta la storia di una persona che non riesce a vivere una vita normale, come tutti sono dipendenti. Sono in Castello, Viale Marconi, in mezzo a Sarruga, e come sul canale di Mamma Ranca. Questo film ha ricambiato la vita, poi ho conosciuto molta gente che vive in Sarruga, temporaneamente. Aiutare questa persona è impossibile. Provare ad aiutare questa gente è una ricchezza, non riuscivo a dire. Tu decidi che è impossibile, ma tu vai comunque. Mi chiamo Fabian Volti e vengo a Sassari, sono sassarese, no? Sono nato in un centro storico a Sassari, nonna Elena, e siamo in un barrio antico della città. Arriviamo a abitare un po' di Abele, che è l'ultimo primo così, no? Mezzo italiano, mezzo sassarese su creazione, un film di creazione, un film documentario di osservazione. Ho sempre pensato, camminando, ragionando con amici a Sassari, a chi so io, a chi nonno, Iaia, era una lavoratrice della campagna. E tanto io pure ho lavorato in campagna e arrivare a no? E così che ho sempre pensato a come il mondo un po' cambiando, ma non solo a Sassari, in tutta la Sardegna.
E questa cosa per me era un po' una cosa di preoccupazione. Ed ero anni pensando di lavorare un po' in un mondo di un contadino e di un bacchiore pure. Qui intorno a noi erano i bacchiori, erano i contadini, era nonna che accoglieva la riva a terra, i ripari, ripeto, no? Però non si comprendiva come questi persone alla fine che sono morti da poi non verrà più nulla. Andi in campagna per dire e non fa nessuno. Andi a ziccare un bacchiore sotto le politiche agricole e comunitarie. E oggi ho pensato che la cultura da nord a sud in Sardegna era un po' di conflitto, oggi ho pensato. Perché oggi ho incominciato a ziccare, di confrontarmi un po' con il mondo del pastoralismo, quindi no, gente che davvero conosceva questo era questo codice culturale del mondo pastorale in Sardegna. Ma non solo, anche la Sardegna, come il Pakistan, come la Palestina, tutto il Mediterraneo è un'area in cui si mangiava dalla pecora, si mangiava cacio e pane, e questo è. E intorno a noi tutto quanto era ciambente, si vedeva, no? A Fiume Santo una dia ero filmando in Chivi, cosa erano i venti, per tutto questo scempio che viene nella terra, e da poi mi c'è paradico se mi domanda, ma tu cosa sei vendi, che filmati, cosa te ne fai? Ma io so cosa mi forza, che mi sono interrogando su come ciambente la terra che sto vivendo va rispetto a questo vero mondo rurale, no? E così piano piano 10 anni sono passati così pensando. Alla fine è giunto un'illuminazione e ho pensato che ero cercando di avere una figura di riferimento, una figura che poteva appunto dare una riposta sull'identità in Sardegna che io non vedeva più. Ero cercando che qualcuno che parlava di identità in Sardegna e questo era, per me era Abele. Abele è un film, ma Abele è una figura che davvero la conosce tutti quanti il mondo cristiano, no? A chi la sappiamo nella Sacra Scrittura e non è difficile comprendere cos'è Abele. Abele è conflitto, Abele è mochi, Abele è fratricidio. E io oggi ho pensato che non acciappavano bacchiori intorno a me, sino un bacchiore ciambato, diverso, a chi era mocchio. La viene ammazzato. Quando ho giudicato appunto Abele in Sardegna, ho acciappato 3 bacchiori per me che erano funzionali al film, ed erano i bacchiori, uno che lavorava a fare il ruolo militare, l'altro era un bacchiore che remitente, va? E l'altro era un bacchiore che lo voleva vero e viveva sul tramonte di sottoterra a Dorgali, ma erano tutti quanti persone che il mondo manco si abbizzava di Matessi. E allora ho compreso che non poteva fare un documentario, io dovevo abbaidare e cosa era succedendo, non poteva dare una riposta, era un film un po' di creazione sì e una buona dose di osservazione, di un paesaggio, di che persone abbiano da raccontarmi solo come erano. Da poi ho pensato che lavorando 10 anni appunto cercando che persone e parcurendo come la pecora il mondo rurale della Sardegna, manco male per ancora finza canto reggi, ho detto io che non ho acciappato nulla, ho acciappato chicco, andapè, ho ripeto, sono giunto a Orgosolo pure, ho incontrato a Franco Buesca, ho incontrato a Tonino, sono andato a Montes, a Foresta dei Montes, sono andato a Montefumai per salutare a Dessetta, che in Chivi hanno girato un film di Banditi Orgosolo e l'ho salutato, no? Sono passato molti fazzi a salutare e Franco Buesca mi ha raccontato davvero come era il mondo dei bacchiori e mi ha detto io mi ammento Chico era un codice che noi a Orgosolo, la battria di erugori della cultura della nostra terra, non la cultura del fotovoltaico, di acro o di un barco, no, di rubare e di rubacchiori. Che è cultura per noi e ha giudicati più di una cosa. E allora ho pigliato un registratore e solo la voce l'ho registrata.
Oggi compreso quello film, allora aveva qualche cosa da raccontare, che un film non è altro che una storia, no? Aveva qualcosa da raccontare. Era lo scheletro culturale che ero zicchendi da tempo. Quando oggi però, poco in relazione chi mi aveva detto Franco Buesca, con chi che aveva acciappato in Sardegna, a Teulada, a Foni, ripeto, e a Sassari, a Dorgali, nel Sopramonte, ha giunto, erano acciappati ancora chi su Bacchiori, in die, chi su Bacchiori è in Palestina, ha pensato, ma per due motivi era in Palestina, uno a chi, quando tu anni in Palestina lo va a vero lo Bacchiori, e infatti l'ha acciappato, e due a chi aveva in Palestina erano matessi morenti, e a chi era un conflitto, e questo conflitto serrava questo cerchio di questa situazione paradossale, questa stasi che vera in oggi in Sardegna, in dia acciappi sì l'industria, acciappi un bacchiore ma che non fa zero bacchiore a chi fa ziacro, quasi quasi ancora non fa vedere manco più la lingua. Vera una disgregazione della cultura matessi. E invece in Parichina ancora la vuoi acciappare, la vuoi incontrare, la vuoi toccare, la vuoi vedere, ma il mondo intero non arrivò più. E mi toccava allora filmare, chi so io, filmato, filmava un paesaggio e a dare dal paesaggio era un altro paesaggio che era un conflitto. E a me le cava in chivi. I 22 film sono stati selezionati dalla trama de RTS, Radio Televisione Sarda del Sassozio, poi la giuria ha riselezionato i vincitori. Sì. La giuria liara di Daniele Callanone vide pure la presenza di Marco Antonio Pani, Daniele Azzeni, conosciuto sul regista sardo, e Maria Grazia Calligaris e Mariangela Pedizzi, che vonti femmine che traballano in sui sociali. Maria Grazia Calligari fare una vaina importante entro i domus delle detenzioni, e Mariangela Pedizzi è la presidente dell'associazione Sardegna-Palestina e fin la selezionatrice dei film sul Festival del Cinema Palestinese all'Ard. Faccio parte della giuria di questa prima edizione del Sorgosolo Film Festival, un cinema di lotta, di resistenza e di protesta, ma da giustamente accanto e mi sento veramente coinvolta in questa rassegna di cinema, perché ho parte dell'Associazione Sardegna-Palestina, che vedo un festival di cinema, ormai si arrivando alla 22esima edizione di un festival vicinato all'Ard, che è lì in Saderra. E Saderra è un tema importante, perché poi appartenenza, non pure in Sardegna, Saderra è importante, appartenenza a questa terra, a questo luogo, però abbiamo vinto i giochi aperti in ciò che succede in tutto il mondo. Quindi per questo mi piace a me da questo festival, perché tocca da diversi argomenti e diverse storie e casti a tutto il mondo, oltre a su cinema, de sardos, in Sardegna, pizzo della Sardegna, mi piace a me da questa vettura per tutto il mondo, adesso il resto vendiamo a Orgosolo, non potevo aspettare diversamente. Orgosolo, secondo me, è una vita che vive in questo mondo, conosce la lotta, conosce la resistenza e secondo me c'è una cosa che da comune dal popolo palestinese che in questo momento è resistente, perché sui combattenti è troppo per un anno di Isuso, però significa che resistenti, che vogliono parlare in questa terra, che disappartenenti e Isus appartenenti a questa terra, quindi non c'è adesso nessuno modo per ci risvogare o per ci spredi, perché comunque ci sia un noso e ci vanno vince queste occasioni di cinema che servono tipo questo lavoro. Un festival come il Sorgosolo Film Festival è un festival di importo meda,
in Sardegna ci sono mille temi importanti che tengono una relazione con sa libertà, con l'inquinamento, con la libertà del suo popolo sardo, di cristianare la lingua sua, di vivere in una terra limpia, tutte cose che ci sono in noi, ci sono in altri luoghi pure. Un festival come questo che tratta di argomenti a sopra della libertà, della dignità del suo popolo e della gente, è molto importante e c'entra da me con Orgosolo per il fatto che tutti conosciamo del Pratobello, no? Negando la popolazione di Orgosolo, mancai via la popolazione di una bidda vittica, se si ribellata a si stato. È un momento importante per nascere un festival di Aici, quando in suo mondo ciò che sta succedendo è meda negativo, di importo negativo, poter narrare. Con ciò che succede a Gaza, ciò che succede in Ucraina, ciò che succede in mezzo mondo, poter narrare. Come membro, si può dire, componente della giuria del suo festival, posso dire che il suo festival in questa prima edizione è partito bene, poi ci sono stati film di qualità cinematografica e di qualità pure della rivendicazione che porta a intro del suo film, cada uno di queste pellicole. Ci sono i film di tutto il mondo, ci sono i film sardi pure, che è una cosa importante all'interno di un festival che si va in Sardegna. Poi in Sardegna, come accennavo prima, ci sono molte rivendicazioni da fare e il regista sardo si sono spendendo molto per queste rivendicazioni, si può fare bene a gente su che è succedendo e su che succede in Sardegna. Questo non è sui film, per un esempio di Francesco Bussalai, sopra del disastro che hanno fatto nel 800, nel 900 con seguendo gli arbori di Sardegna. Questo film di Massimiliano Mazzotta che questiona del suo problema della lavorazione, del suo lavoro, del suo fluoro, dell'inquinamento che questo causa in gente, le malattie che questo può causare e altre tematiche di importo. 4 disi di proiezioni di film in auditorio comunale di Orgosolo, 2 concerti, uno di Smenir, il nugoreso su Menir e su nugoreso Gavino Murcia che era presentare su concerto cosa sua nominato Pisaios. Una masterclass di Daniele Galanone che è finita su presidente della giuria e momento di visita ai slogos di Orgosolo. Per me è un grande piacere, un grande onore essere qui, essere stato chiamato in un posto così carico di storia, di memoria, un posto così suggestivo e affascinante per partecipare al festival come presidente della giuria. Spesso le prime edizioni insomma, possono essere un po' incerte, no? Anche come sulla linea editoriale. Ecco. Invece devo dire che ho trovato un festival già con una personalità chiara, ben definita, quindi questo mi ha fatto piacere anche proprio solo da spettatore. Ecco. Ho visto delle cose a volte anche sorprendenti in un paio di occasioni. Quindi insomma spero veramente che il festival continui il percorso che credo di poter dire ha iniziato molto bene. Oggi qui a Orgosolo c'è stata una masterclass con me, è stato un incontro con chi ha partecipato a questa masterclass. Devo dire, spero, mi pare di aver capito che
i partecipanti siano andati via soddisfatti alla fine di questa masterclass. Sono molto contento. Che cosa ho raccontato? Non è stata una lezione, è stato un condividere alcune esperienze vissute da me durante la realizzazione dei miei film, in particolare un documentario a cui sono molto legato, che è un documentario che ha già i suoi annetti, perché è del 2008, Ratan e Cebiti, la guerra non ci sarà, girato in Bosnia, che partendo da un paio di momenti del documentario ha dato il là per fare delle riflessioni, condividere queste mie riflessioni con l'uditorio, ecco, perché sono momenti che penso siano esemplari di che cosa vuol dire, soprattutto nel documentario, costruire un'attitudine che ti consenta di stare nelle situazioni, di stare con le persone, di stare con il racconto che stai realizzando in un certo modo anziché in un altro. Diciamo che l'incontro poi alla fine è girato intorno a questo nodo, no? Come costruire l'attitudine che ti consenta di andare nella direzione che hai scelto, insomma, con tutte le implicazioni che ci sono nel guardare gli altri, no? Tentare di guardare e raccontare gli altri o il mondo che ti circonda, e far emergere il fatto che guardare e raccontare gli altri è sempre anche un guardarsi e un raccontarsi, non per mettersi in mostra assolutamente, ma che essere consapevoli del fatto che non puoi prescindere da un fatto molto semplice e banale, che sei tu a raccontare questa storia, che sei tu a guardare, e quindi tu non puoi sparire. Lo spettatore, anche se non ti vedrà mai, non ci pensa neanche al fatto che c'è un autore dietro quello che sta vedendo, però in realtà questa cosa la assorbe anche la tua presenza, ecco, che è una presenza che vive nello sguardo. Facciamo musica da metà anno, veniamo da noi all'Accana, che siamo nucoresi. Abbiamo da piacere di stare in questa sera, questa manifestazione in Orgosolo, che è una questione di terra, di tradizione, che ha boccato dal gruppo di tenore, di ballo, e quindi noi siamo sempre cresciuti in questa cosa, che non, del senso di appartenenza a questa cultura, e l'abbiamo sempre legata a questo pop. Insomma, potremmo andare che questa sera abbiamo fatto questo concerto, l'abbiamo dedicare a spezzino che sono morire in Palestina, e lo stiamo dedicando fino a Graziano Salerno, che è un poeta nugoreso che è morto questa chiesa, non fa che mi dà piacere, potremmo andare da lamentare. Giusto, no, giusto, infatti siamo un mezzo anno che suoniamo su questo genere musicale, abbiamo cominciato in sul primo anno sul 1990 più o meno a fare questo genere, a studiare, a provare, a registrare qualche cosicchetta, poi adesso abbiamo appassionati, poi in suo tempo abbiamo sviluppato questa maniera nostra di cantare, questa maniera nostra di scrivere, confrontandoci pure, come hanno visto, con i poeti nostri, con questa tradizione sarda, con i cantos a tenore, insomma, conoscendo gente che scriveva in sardo, e abbiamo spiccato fino a adesso questo modo di cantare, questo modo di scrivere, di contare queste storie. Nulla, siamo a Savini, nos azzappiamo questo sera in Orgosolo, siamo molto orgogliosi di essere in Ocche, che insomma Orgosolo per noi rappresenta la cultura barbarizzina, questo che abbiamo sempre vivuto cada giorno in Nugoro puro, no? È una vita di gente galana, di gente ospitale, di gente sarda bello. Potete essere solo un orgoglio essere in Ocche questo sera a cantare per Orgosolo, insomma. Abbiamo separato di cantare finzas in sardo, non solo in sardo, finzas in sardo, che è la lingua nostra, per la mantenere viva questa lingua deve essere faveddata e cantata. Cantata finzas di prusu di faveddata, che su chi canta si abbarrata,
tu lo registras e sa gente verrà 20 anni, si l'ascolta e narrata, questo spizzino cantavano in sardo. E tanto queste vinzas una critica di paragola, che tu sei cercando di mantenere, di tutelare, di difendere, in questa maniera che abbarrano sul tempo e che non hanno perdite, insomma, come succede che gli italiani si stanno misturando in su sardo, noi invece cerchiamo di comprendere a questa nuova generazione, a questa zenia, insomma, di pizzino, che su sardo è una lingua viva, non è una lingua morta, non è una lingua che si scrive dei poeti antichi, ma è una lingua di oggi, che può cantare finza in un genere moderno, come è questo che stiamo facendo noi. E poi, su fatto pure che è una musica, che è una lingua meta musicale, sul rap arriva a diretto, e pure te no, insomma, cioè, non rappresenta la lingua non rappresenta come te popolo, come te vita, identità, come te vi contare prima, sul senso di appartenenza vintrata. Poi bisogna certe canzoni che proprio contare certe cose in sardo valen di più della cantare in italiano, certe cose si deve narrare in sardo che a certo loco che rappresentato in questa maniera, secondo me. Un ringraziamento a sono organizzatori di questo bellissimo festival, Orgosolo Film Festival, che siete sul primo di una lunga serie. E noi vi auguriamo su mezzo e vi ringraziamo per nos aver invitato questo eroi che in voi. Salute a mezzo ribiere. Questa è la prima edizione del festival. Noi ci contiamo di far diventare il Orgosolo Film Festival un appuntamento fisso ogni anno. Finze sapeva questo video us acabau. Grazie a voi per seguire questa stagione di Dresi. Chi volete potete seguire a si segnalare fatto su eventi e conti su dignos e si contausu e scrivi una lettera su già su bogabogi.tv@gmail.com. Poi ta finze se sanno chi bene e usu essi noi con idea nosa, sempre con sa gana de contare sa Sardegna nostra, ma più che altro può far intendi finze sa voce de vosatrus.